prima modo di capire tutto quel che comportava per lui, senza stare 50 anni alla dire so, sì, mi verivesse la serva del Signore. Un paio di dopo si trova e lei la racconta questa annunciazione al suo Giuseppe. E a dire la verità, lei che è stato un po' di mammone. Però, visto che oramai lei che stava consacrata la vita al suo Signore, anche nel senso perdono che se scevava, la di anche lui di sì a fanò l'amore. Poi la decise di mandare a casa e si faccia ciarata del paese e le tornava a terra a rabanà, prese, da martello, pesce e cilese. Ma di lì una notte che lui sognava la sua Maria, chiamò con del Guanciù, la sentì che la voce che le chiamava e tutto ancora le finì il suo mancone. Giuseppe, la di la voce, tiente la ride e fa venire scrupoli per niente, perché adesso è tutto a vedere sì, che sia il Signore che è proprio contento. E il figlio che cadenasse la Maria, che ha bisogno.